Realizzazione di un nuovo volume in grado di accorpare più funzioni per gli amanti dello sport ad Arzignano. Nello spazio ricompreso fra lo stadio Dal Molin e l'attuale piastra polivalente si prevede infatti il progetto degli spogliatoi a servizio del campo da calcio rugby, della realizzazione di 2 nuovi campi da gioco e del rifacimento della piastra polivalente. Questo il nuovo ambizioso progetto che fa parte del disegno di riordino generale del Parco dello Sport portato avanti dall'amministrazione comunale. La realizzazione è prevista per fine anno. È iniziata la riqualificazione del Parco dello Sport. Quest'anno una delle opere più importanti del bilancio comunale sarà appunto la realizzazione degli spogliatoi che andranno a servire appunto le società sportive di calcio e di rugby. Accanto però agli spogliatoi ci sarà anche la realizzazione dei campi da padel, che è uno sport che ha molto successo in questi ultimi tempi. E poi ci sarà il rifacimento della piastra per il basket. Ecco che quindi il Parco dello Sport diventerà veramente un punto di riferimento qualificato e attrezzato per tutti gli sportivi, ma non solo, per i giovani e per i nostri bambini. Un progetto ambizioso che va a rinvigorire il Parco dello Sport di Arzignano. Il progetto è definitivo, stiamo valutando i finanziamenti, contiamo che parta già dopo l'estate con il primo step che è la costruzione degli spogliatoi